Sono 5 le persone rimaste ferite nel frontale tra un'auto e un'ambulanza. È questo il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Viale Venezia all'altezza dello svincolo per l'Electrolux. L'ambulanza, con le sirene spiegate, si stava dirigendo verso Porcia quando dall'altro lato della carreggiata c'è stato un impatto violentissimo con una Volkswagen Polo. Dopo l'urto, l'auto è finita contro il guardrail a lato strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente 3 ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso, 2 mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Dei 5 feriti, 3 erano a bordo dell'ambulanza e non sono in pericolo di vita. Ad avere la peggio gli occupanti dell'auto. Uno è stato ricoverato in codice giallo a Pordenone per contusioni, mentre l'altro è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, intubato a causa della gravità delle lesioni. L'incidente ha inevitabilmente paralizzato il traffico sulla strada statale 13, nota anche come Pontebbana, dalle 10:30 fino a circa le 13. La polizia locale ora procede con le indagini per accertare le cause del sinistro.